Mister, capisco di dire una banalità, ma insomma 2 conclusioni loro, 2 gol alla dimostrazione che la partita facile non esiste. Non l'abbiamo mai pensato, siamo stati bravi a pareggiarla perché il risultato più giusto sarebbe stata una vittoria del San Luigi, che ha interpretato benissimo la partita con lo spirito giusto e non mi insegna niente questa partita personalmente perché conosco certe dinamiche. Sicuramente è più facile esporsi e parlando di aspettative, dichiarare, fare, poi c'è il campo, poi c'è il fare e il fare ti impone di avere un determinato atteggiamento che oggi non abbiamo avuto e quindi ripeto, il risultato più giusto sarebbe stata sicuramente una vittoria per il San Luigi. Personalmente non guardo il risultato di questa partita, sono dispiaciuto per l'atteggiamento che non è mai stato sbagliato da parte dei ragazzi in tutto il precampionato. Oggi sicuramente non è stato quello corretto. Quindi più che una questione tecnico-tattica è una questione di mentalità ancora, mister? No, anche tecnico-tattica, perché metto dentro anche a me, sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita, anzi forse la peggiore da quando sono qui, e quindi il responsabile sono io. Però voglio tornare sulle aspettative perché voglio essere molto chiaro e non lo sono ancora stato, però noi dobbiamo essere ben consci di ciò che siamo e di ciò che la società ha chiesto a me, che è quello di cercare di replicare l'annata passata, non altro. Questo lo devono sapere i ragazzi, lo devo sapere io, deve sapere l'ambiente, ok? E sicuramente una squadra che prova a fare un qualcosa, queste partite risultano determinanti. Se vi ricordate bene, noi l'anno scorso con una neopromossa contro l'Avis abbiamo vinto con un gol di scarto, non di più, e questo ce lo dobbiamo ricordare bene. Siamo ancora in una fase, io come allenatore, il Mestre come società, di costruzione, perché sicuramente l'amministrazione, la società sta costruendo, ma ancora non siamo pronti a livello di strutture, di un sacco di temi, a pensare a qualcos'altro che non sia lottare su ogni partita e cercare di portare a casa domenica per domenica il massimo. Altri ragionamenti non solo distolgono l'attenzione, no? Perché io mi riferisco all'ultima settimana, no? Dove abbiamo fatto la presentazione, è tutto molto bello, ma il calcio è questo, è quello di oggi e bisogna averlo ben presente tutti. Per quanto riguarda la partita sul campo, forse resta un attimo da recriminare per il gol del pareggio preso in inferiorità numerica e con un cambio che non è stato concesso nei tempi giusti. No, ripeto, la partita sarebbe il pareggio sta stretto a San Luigi, quindi non ci sono né alibi, primo io che ci metto la faccia, ma voglio essere ben chiaro su quello che poi deve essere il contorno Mestre, perché già l'anno scorso quando sono arrivato il Mestre era partito con delle aspettative, delle cose. Bene, stiamo ben attenti ai messaggi che mandiamo sulle aspettative, sul tutto il contesto di Mestre. Noi siamo una realtà che sicuramente vuole crescere, ma il percorso è lungo e passa attraverso queste partite qua, non c'è altro. In tutta onestà nessuno potrebbe smentire queste parole, perché questo è quello che ci siamo detti e questo è quello che deve rimanere. L'anno scorso sono arrivato in una situazione in cui il Mestre era in difficoltà, aveva già rinunciato a obiettivi, diciamo, aveva già messo da parte i sogni di inizio stagione. Ecco, preferirei che questo passaggio lo facessimo prima e di mettere ben i piedi piantati per terra. Se mi chiedete chi, tutti.